Tutto sospeso quasi nella politica siciliana, trattative sotto banco, riunioni romane, incontri alla ricerca di una soluzione in un quadro nazionale sbandato dalle dimissioni del governo Draghi. Le dimissioni di Mario Draghi hanno infatti scardinato la bussola ai partiti che pensavano di poter continuare fino al 2024 il lavoro parlamentare. Le trattative per le future alleanze stanno creando un clima agostano particolarmente infuocato. Proprio nessuno poteva mai immaginare un mese di agosto normalmente balneare tra viaggi nelle isole caraibiche alla ricerca di relax e riposo in una campagna elettorale i cui temi iniziano a riscaldare i partiti. E tutto questo arriva in occasione delle imminenti elezioni regionali con un centrodestra che alla carta risulterebbe vincente ed una coalizione, quella proprio di centrodestra, frammentata e spaccata sulla scelta del nuovo governatore. Il presidente Musumeci ha convocato una giunta per spiegare ai suoi assessori, gli stessi rappresentanti dei partiti di centrodestra che osteggiano la sua riconferma, l'intenzione di possibili dimissioni collegate ad un election day con le elezioni nazionali oppure un exit strategy per trovare soluzione alla sua ricandidatura. Dall'altro lato del campo la vittoria schiacciante della Chinnici ha messo fine alle diatribe interne del centrosinistra che ritiene di poter esprimere la migliore candidatura possibile in un campo progressista e di vittoria con il sostegno dei partiti della sinistra. Intanto i leader dei partiti scaldano i motori e già da questa settimana si incontreranno per tentare una soluzione al Musumeci bis, i cui sondaggi lo danno vincente su tutta la linea e su tutti i candidati, o in alternativa un passo indietro con una compensazione robusta in alcuni seggi nazionali nelle liste di Fratelli d'Italia, dove avanza sempre più la candidatura di Stancanelli e sotto banco per accordi diversi la candidatura della forzista Prestigiacomo che romperebbe gli equilibri interni della coalizione. Da parte nostra continueremo a vigilare nell'esclusivo interesse della Sicilia e dei siciliani.